Non so se ci avevi mai fatto caso, ma in Veneto non ci sono statue dedicate a donne realmente esistite. Lo ha appurato il censimento nei luoghi pubblici svolto dall'associazione Mi Riconosci, sono un professionista dei beni culturali, secondo il quale in regione ci sono soltanto 3 monumenti dedicate a figure femminili e si tratta di figure anonime collettive. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è martedì 21 dicembre 2021, io sono Jack Calcetto e la prima notizia del giorno si trova, e la leggiamo, sulle pagine dei quotidiani del gruppo Jedi. È un pezzo scritto da Vera Mantengoli e appunto racconta del caso. Il caso che riguarda il fatto che in Veneto ci sono soltanto 3 statue che raffigurano donne realmente esistite e il titolo, un virgolettato, così si cancella la storia. Allora, vediamo quali sono queste statue. Il monumento alla partigiana a Venezia, Cecilia, la presunta amante di Giorgione a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, e una anonima, una donna senza nome appunto, a Paese, sempre in provincia di Treviso, dedicata ai paesani, quindi gli abitanti di Paese, emigrati nel mondo. Questa donna è raffigurata incinta insieme al compagno. Insomma, si tratta di personaggi appunto mai realmente esistiti, personaggi allegorici, figure anonime collettive, ma insomma non donne con un nome e un cognome. Nel resto del territorio i luoghi pubblici sono pieni di statue di uomini, scrive la giornalista della Nuova Venezia, con nome, cognome, ci sono le targhette, sono vestiti di tutto punto questi uomini nei monumenti presenti sul territorio regionale. Molto spesso sono rappresentate invece le donne da scultori uomini nude, come è capitato alle giornaliste Ilaria Alpi e Maria Grazia Cutuli, assassinate a Mogadiscio in Afghanistan per le loro coraggiose inchieste e ora, sottolinea appunto la giornalista Vera Mantengoli, ora raffigurate insieme in un abbraccio senza vestiti in una scultura in provincia di Viterbo. Ma insomma, torniamo in Veneto. Il censimento è realizzato dai lavoratori precari della cultura di un'associazione che ha anche una pagina Facebook, Mi Riconosci, sono un professionista dei beni culturali, e appunto l'iniziativa è volta a rappresentare, anzi a fotografare la rappresentazione delle donne negli spazi pubblici. Naturalmente dal censimento sono escluse le figure allegoriche come la patria o la vittoria, o quelle mitologiche come Venere, religiose, quindi la Madonna, e tutte le statue che si trovano in luoghi privati come cortili e anche i cimiteri. Sono invece censiti i monumenti e i busti dedicati a donne realmente vissute, a personaggi letterari o appunto di leggende, figure anonime collettive, per esempio la partigiana o la mondina, ma anche alcuni temi legati ad esempio al femminismo, che si trovano negli spazi pubblici. Ecco, ecco, delle 203 statue censite, soltanto 94 sono donne, ma in realtà non si tratta della metà, nel senso che di queste 94 ben 66 sono figure anonime collettive e quindi soltanto il 17% in realtà la quota di statue dedicate a donne per i loro meriti pubblici. Insomma, poi nell'articolo prosegue, ci sono alcuni commenti, naturalmente di donne. Abbiamo una professoressa di sociologia delle arti di Ca' Foscari, Federica Timeto, dice: le statue di donne vengono spesso anonimizzate, allegorizzate o raffigurate con corpi stereotipati e dimostrano l'urgenza di raccontare diversamente la storia. E naturalmente dice i luoghi pubblici sono importanti perché vengono attraversati da tante identità e quindi assumono una valenza sociale. Abbiamo un altro commento di una professoressa di storia dell'arte contemporanea, sempre dell'Ateneo Veneziano, Stefania Portinari, e
che sostiene l'importanza invece di cambiare la toponomastica, quindi i nomi di piazze, vie, strade, perché sono luoghi che vengono vissuti e nominati, oppure anche mettere delle targhe. Penso per esempio alla Forza delle Pietre d'Inciampo. Insomma, c'è anche il commento della referente veneta di Mi riconosci, si chiama Esther Lunardon, serve per risvegliare le coscienze, questa mappa dettagliata che si trova sul sito Mi riconosci, si trova su Google, cercando appunto Mi riconosci. La mappa serve per risvegliare le coscienze e avviare un dibattito pubblico al più presto. E insomma, anche oggi Sveglia Veneto ha fatto la sua parte nel rilanciare questo dibattito pubblico sul ruolo della figura della donna, sul ruolo delle donne nella storia e anche nei luoghi, negli spazi fisici della nostra regione, del nostro territorio. Passiamo alla seconda notizia del giorno, che è una flash, arriva da Noventa Padovana, dove Alex Zanardi è finalmente tornato a casa. L'annuncio della moglie del campione paralimpico, lo troviamo sulle pagine del Mattino di Padova di oggi, dice: la moglie adesso è in famiglia, la riabilitazione continua, l'affetto che continuiamo a ricevere è travolgente. Il percorso naturalmente sarà ancora lungo, ma cos'era successo all'atleta paralimpico Alex Zanardi? Lo ricordiamo, il 19 giugno 2020 durante una corsa di beneficenza nel Senese con la sua handbike. Alex Zanardi era andato a schiantarsi, a sbattere contro un camion, quindi un anno fa il terribile incidente, e successivamente nei mesi ha subito vari interventi alla testa. A novembre 2020 è stato trasferito dal San Raffaele di Milano e trasferito nel reparto di neurochirurgia dell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. Poi a Vicenza nell'aprile 2021 e nei giorni scorsi finalmente il rientro a casa. Festeggia naturalmente il suo comune, Noventa Padovana. Proseguiamo, ci spostiamo a Treviso, dove è aperto in città un dibattito, lo leggiamo sul Gazzettino di Treviso appunto, il dibattito sulla monorotaia. Un maxi treno elettrico, così lo definisce il quotidiano, appunto il Gazzettino. Maxi treno elettrico che potrebbe fermare anche nei quartieri. Attenzione, si tratta del progetto che finalmente dovrebbe collegare via Rotaia la stazione dei treni di Treviso con l'aeroporto appunto di Treviso. E c'è l'ipotesi di un investimento da 50 milioni di euro per allungare questa monorotaia che fino a collegare anche Quinto e Spresiano con delle tappe intermedie. E allora leggiamo l'attacco di questo pezzo di Paolo Calia, appunto, che racconta di questo progetto che dovrebbe essere proposto ai comuni della Grande Treviso per ottenere i fondi dell'Unione Europea. Allora leggiamo la proposta: il treno elettrico su monorotaia pensato per collegare la stazione ferroviaria all'aeroporto sarà la chiave per potenziare anche il collegamento tra quartiere e città. Sotto la spinta dei fondi in arrivo con il PNR a Casugana stanno mettendo nero su bianco quella che fino ad oggi è sempre stata un'ipotesi: prolungare appunto la monorotaia fino a Quinto da un lato e a Spresiano dall'altro, con in mezzo tutta una serie di fermate. Si tratta appunto, cioè la sfida è quella di rendere poco conveniente l'uso dell'auto dalla periferia al centro, e insomma rinasce, qui è interessante il commento del giornalista, rinasce quella metropolitana di superficie attesa per decenni a livello regionale ma mai decollata. Il riferimento è al cosiddetto SFMR, ovvero il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, un progetto diciamo ideato negli anni 80, realizzato solo in minima parte e definitivamente abbandonato dalla giunta regionale del Veneto di Luca Zaia negli scorsi anni.
Ecco, il progetto invece del People Mover di Treviso potrebbe rientrare, secondo appunto il Gazzettino, negli obiettivi della Grande Treviso, l'aggregazione di comuni creata proprio per pesare di più nella progettazione e nella ricerca dei fondi europei. Questa insomma è l'ambizione. In ogni caso, già avere un collegamento tra la stazione dei treni e l'aeroporto sarebbe è un gran risultato, e considerato soprattutto che l'altro, cioè il primo aeroporto del Veneto per passeggeri, ovvero il Marco Polo di Venezia, che è tra i primi aeroporti a livello nazionale, il terzo se non sbaglio, è ancora sprovvisto di collegamento via rotaia e può essere raggiunto soltanto tramite bus o mezzo privato, naturalmente. Proseguiamo con un'altra notizia, ci spostiamo nella Bassa Padovana, dove è in corso una pandemia, o meglio, dove diciamo si sta estendendo rapidamente l'epidemia di influenza aviaria. In questo caso non parliamo di esseri umani, ma parliamo di polli, parliamo di 33 allevamenti che sono stati colpiti nella Bassa Padovana, ma ricordiamo che i focolai, diciamo, nella nostra regione hanno avuto inizio nel territorio del Veronese, e infatti attualmente in Italia ci sono 241 focolai di influenza aviaria, dei quali ben 222 in Veneto, la stragrande maggioranza in provincia di Verona, ma appunto la novità, la notizia è che 33 ulteriori focolai sono in altrettanti allevamenti colpiti anche nella Bassa Padovana. Si sta estendendo insomma la zona colpita da questa malattia, e sono già 3 milioni e mezzo i capi da abbattere. Potrebbero già arrivare i primi aiuti alle aziende. Il pezzo di Nicola Stievano sul Mattino di Padova di oggi. Torniamo sul Gazzettino, un'altra flash: cade l'accusa di mafia per la Mala del Brenta, si è in presenza, leggiamo, di una banda molto pericolosa e agguerrita che ricalca i modelli del passato, ma con forza meno pervasiva. Attenzione però, perché diciamo il no del riesame che ha respinto l'istanza della procura sembra, diciamo, essere legato come dire, a un aspetto tecnico. Infatti il ricorso della procura sarebbe stato presentato in ritardo, e quindi per questo il Tribunale del Riesame ha, senza nemmeno una discussione nel merito, diciamo, chiuso la possibilità di riconoscere l'associazione a delinquere di stampo mafioso, come invece avrebbero voluto la procura e la direzione distrettuale antimafia, che hanno condotto le lunghe indagini. Parliamo appunto della nuova Mala del Brenta. Nei prossimi giorni, nei prossimi mesi avremo modo di tornare più volte, credo, su questo aspetto e su questo processo. Un'altra flash da Vicenza: eletto il nuovo consiglio provinciale come in altre province, ma qui c'è una piccola notizia, una curiosità politica, diciamo, ovvero nel nuovo consiglio provinciale berico non ci saranno, o meglio della provincia di Vicenza, non ci saranno consiglieri rappresentanti del capoluogo, quindi Vicenza, capoluogo di provincia, la provincia forse meno capoluogo centrica di tante altre. Ecco, da domenica lo è ancora meno, non ci sono rappresentanti del capoluogo nel consiglio provinciale di Vicenza. Un'altra flash, stavolta da Venezia, e parliamo del ponte di Calatrava. Sulle pagine della Nuova Venezia leggiamo che il comune cerca una soluzione definitiva alla scivolosità dell'opera, che chiunque, anche tu se ci sei passato sopra almeno una volta in questo periodo, sai benissimo di cosa si parla. E insomma, dopo le verifiche tecniche servirà l'ok della soprintendenza e naturalmente di un architetto, ma il punto è togliere il vetro dal ponte per un costo di $500,000, e c'è appunto come dire il nodo delle autorizzazioni. Il
pezzo di Eugenio Pendolini sulla Nuova Venezia passa in rassegna anche tutta la storia, diciamo, accidentata di questo ponte, che è il quarto ponte sul Canal Grande dopo l'Accademia, Rialto e il Ponte degli Scalzi, ovviamente non in ordine cronologico, diciamo, ma questo è invece l'ultimo ponte inaugurato nel 2008, che sicuramente è un design innovativo, ma ha avuto un problema, anzi vari problemi legati ai costi che sono lievitati, alla famosa ovovia, diciamo, per l'attraversamento delle persone con disabilità, che non è mai entrata di fatto in funzione e che verrà rimossa, è stata definitivamente smontata, anzi nel maggio 2020. E poi c'è il problema degli scalini, diciamo, tutti conosciamo, che sono appunto in vetro e quindi scivolosissimi non appena la temperatura si abbassa, e soprattutto l'umidità li rende tali. L'intenzione del comune sarebbe quella di spendere un altro €500.000, però appunto per risolvere almeno questo problema. Vedremo se ce la farà il comune di Venezia. Un'ultima flash, anzi due: una riguarda il Covid, la proposta di Andrea Crisanti, il microbiologo dell'Università di Padova, che a TGR Leonardo propone 3 settimane con la mascherina FFP2 per evitare il lockdown. In particolare dice: dovremo mettere in campo una misura innovativa mai provata prima, che ha un effetto pauroso sull'indice di trasmissione. Se ci mettiamo tutti quanti per 3 settimane la mascherina FFP2 sui trasporti, al cinema, al teatro, rimodulando l'accesso ai ristoranti e alle discoteche, magari otteniamo un effetto lockdown. Questo ovviamente è l'opinione, il parere scientifico, diciamo, del professor Andrea Crisanti, che sottolinea che la FFP2 abbatte la trasmissione del 98% e non esiste nulla che garantisca un risultato di questo genere. Parliamo quindi appunto delle azioni di contrasto alla pandemia da coronavirus. E l'ultima flash di oggi invece riguarda il Natale, che per i lavoratori della Speedline di Santa Maria di Sala sarà un Natale di lotta, un Natale di mobilitazioni. Nel veneziano, appunto, i lavoratori manterranno il presidio aperto davanti ai cancelli della loro azienda, del loro impianto, anche il 25 dicembre e il giorno di Santo Stefano. Ricordiamo la questione: una multinazionale svizzera, la Ronal, vuole chiudere lo stabilimento di Santa Maria di Sala, della Speedline, 605 dipendenti ma 750-800 lavoratori coinvolti nel sito. Vuole chiudere questo impianto per trasferire la produzione all'estero, in Germania e in Polonia, quindi per delocalizzare. I lavoratori, i sindacati ovviamente non ci stanno. Natale di lotta e di presidio, appunto, davanti ai cancelli dell'azienda. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto. È martedì 21 dicembre 2021, io sono Jack Calcetto, buona giornata.